Due metà che si uniscono a rappresentare l'incontro tra Milano e Cortina, ma anche il percorso dell'atleta e delle persone che lo hanno sostenuto. A 206 giorni dalle Olimpiadi, svelate a Palazzo Balbi le medaglie ufficiali dei 25esimi Giochi Olimpici Invernali e dei 14esimi Giochi Paralimpici. 1146 su 195 eventi, quelle che verranno assegnate. Grande l'emozione per chi le medaglie le ha vinte ed ora ne è madrina. Io ho sempre seguito molto lo svelamento delle medaglie in tutte le Olimpiadi, perché da atleta comunque quando c'è lo svelamento delle medaglie cominci un po' a sognartela al collo, ecco, quindi c'è proprio quel click che dici ok, ci siamo, sono arrivate le medaglie, vuol dire che adesso entriamo proprio nel vivo della competizione e i sogni si accendono e quindi per un atleta significa tanto. Emozione anche per la campionessa paralimpica di Riese X, Francesca Porcellato, 12 Paralimpiadi e 14 medaglie portate a casa. Io, a dir la verità, non le volevo vedere finché non me le mettevano al collo. Io non le ho mai guardate prima, ho sempre cercato, e poi erano dappertutto, dunque ho sempre cercato di non guardarle perché io volevo l'emozione pura quando avrei visto la mia, quella che avrei vinto. Alla cerimonia hanno preso parte autorità istituzionali e sportive che poco prima si sono ritrovate in vertice per fare il punto su quanto fatto e quanto ancora da fare in vista dell'appuntamento del 6 febbraio 2026. Manca tutto e manca niente, manca tutto perché se stanotte ci fossero le Olimpiadi è chiaro che nulla sarebbe pronto, ma tutto si sta avvicinando al completamento di quello che sono gli aspetti organizzativi. Questo vale sia per le questioni delle venues, degli impianti, delle infrastrutture, sia per ciò che riguarda la parte gestionale. Ottimista il ministro delle infrastrutture Salvini. Arriveremo perfettamente puntuali, anche se quando questo governo si è insediato abbiamo trovato dei ritardi perché evidentemente non tutti avevano lo stesso approccio a delle Olimpiadi che porteranno 5 miliardi di ricchezza sul territorio, porteranno milioni di turisti, porteranno miliardi di telespettatori. E così il ministro sulla situazione della viabilità per Cortina con l'Alemagna alle prese con le continue chiusure per frana. Ne ho parlato questa mattina con l'amministratore delegato di ANAS che rivedrò alla fine di questa settimana, ci stanno lavorando perché non si può inseguire l'emergenza quotidiana. Ripeto, le Olimpiadi sono fondamentali, però poi è fondamentale la qualità della vita dei cittadini anche a fiaccola spenta, quindi mi sto occupando di questo. Salvini ringrazia tutti coloro che stanno lavorando ai cantieri olimpici, maestranze comprese, ma non fa il nome di Zaia.